Siamo giunti alla quarta corsa, terza prova del Tommaso Grassi Hour 2022, lo schieramento sul miglio Commander Crow, Carlitos JV, Cesnia Daghi, Cinic Daghi, Cefalo Jet, Codigal, in seconda linea Cesare Augusto DVS, Karatov West, Crash Bandicoot e Cometa Petral. Questo lo schieramento con Cometa Petral che chiude da favorita, numero 10, René Regati in sediolo. Partiti con la rottura di Cesnia Daghi, mentre si avvantaggia subito Cinic Daghi. Numero 3, Cesnia Daghi, che va in testa nei confronti di Carlitos JV. Vediamo Carlitos che sposta presto all'esterno e va a rilevare al comando Cinic Daghi dopo 300 metri di gara, quindi nuovo leader Carlitos JV su Cinic Daghi, Commander Crow. Se ne vanno i primi 400 metri di gara in 29,9, mentre al largo dovrebbe essere Codigal che prova a intervenire e si trascina Crash Bandicoot dopo 600 metri in 45,7. Davanti alle tribune in vantaggio dunque Carlitos JV, Paolo Scamardella in sediolo, seconda posizione per Cinic Daghi ed Edoardo Baldi. Al largo invece c'è il tentativo ora in terza ruota di Cometa Petral, che però per il momento non sortisce alcun risultato, anche perché l'andatura è discreta. E se ne va infatti il chilometro iniziale nell'ordine dell'1:16,3. A questo punto c'è il tentativo di Crash Bandicoot che in poche battute si porta sulla testa, passa a condurre a 400 dalla conclusione, cercano di intervenire anche Karatov West e Cometa Petral, ma ha preso vantaggio intanto Crash Bandicoot a 300 dalla conclusione. È inseguito da Karatov West, poi Cometa Petral ancora in terza ruota, completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo, nettamente in vantaggio è Crash Bandicoot che nel finale si allunga bene allo steccato e viene a vincere nei confronti di Karatov West, mentre al terzo posto chiude Cesare Augusto DVS. 9-8-7 l'ordine d'arrivo e la vittoria per Giorgio D'Alessandro Junior che si aggiudica così 10 punti e va quindi a quota 15, raggiungendo Giuseppe Porzio Junior che non ha preso invece alcun punto almeno in questa prova e rimane quindi a 15. Dovrebbero essere due quindi capofila dopo 3 prove del Super Frustino. La vittoria per il numero 9 di Crash Bandicoot, Giorgio D'Alessandro Junior, per il training di Giuseppe Citarella per conto della scuderia Bivans.